Apriamo la Bibbia, leggiamo nel Nuovo Testamento un passo, così come lo troviamo scritto in Marco, capitolo 10, dal verso 46. Marco, capitolo 10, dal verso 46. Alleluia, appena trovato vi invito ad alzarvi in piedi, cambiamo posizione, ma onoriamo anche la parola di Dio. Alleluia, a Dio sia la lode e la gloria. Poi giunsero a Gerico, e come egli usciva da Gerico con i suoi discepoli e con una gran folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco mendicante, sedeva presso la strada. E udito che chi passava era Gesù il Nazareno, iniziò a gridare e a dire: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E molti lo sgridavano perché tacesse. Ma quello gridava più forte: Figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù, fermatosi, disse: chiamatelo. E chiamarono il cieco dicendogli: fatti coraggio, alzati, egli ti chiama. E il cieco, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne a Gesù. E Gesù, rivoltosi a lui, gli disse: che vuoi che io ti faccia? Il cieco gli rispose: Rabbunì, che io recuperi la vista. E Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. E in quell'istante egli recuperò la vista e seguiva Gesù per la via. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore, accomodatevi. Alleluia, abbiamo cantato potente, potente, io so che è potente. Alleluia, e questa certezza l'aveva questo cieco di cui abbiamo letto. Aveva questa certezza dentro di sé. Gli fu presentata un'opportunità e la sfruttò al meglio. Intanto abbiamo letto che Gesù, insieme ai suoi discepoli, giunse a Gerico. Gesù attraversava ogni villaggio, ogni città della Giudea, della Samaria, tutta la Palestina, a piedi. E non mancò luogo, villaggio, dove egli non solo annunciava la parola, ma guariva, facendo del bene. E ancora oggi Gesù vuole attraversare ogni città, ogni villaggio, ogni casa, ogni famiglia, per fare ancora del bene. Gerico era una città particolare, era considerata la città maledetta, nessuno ci andava, nessuno la visitava, ma Gesù la visitava. Vedete, quando tutti emarginano, Gesù non vuole lasciare nessuno. Ma il suo amore è così meraviglioso, così unico, che vuole raggiungere ogni cuore. Alleluia. Perché la città maledetta? Perché Giosuè l'ha maledetta. Ha dovuto entrare e uccidere tutti, e tanta morte. Se si fosse arresa, la città non avrebbe ucciso nessuno, invece quella città non si è arresa. Caddero le mura, entrarono e uccisero tutti a fil di spada. Gloria a Dio. Giosuè maledisse quella città e da quel momento era ricordata come la città da non vivere, non entrare, una città maledetta. Ma lì il Signore ha fatto e ha messo la sua benedizione. Amen. Alleluia. C'era questo cieco, figlio di Timeo, si chiamava Bartimeo, era cieco mendicante e sedeva presso la strada, era in un cantuccio, viveva di elemosina, una vita che non era vita, nella sofferenza.
Alleluia, ma gli fu data a quest'uomo un'opportunità. Gesù passava di là. Alleluia, gloria a Dio e gloria a Dio per le opportunità che Egli ci dà. A volte non siamo in grado di cogliere le opportunità che Egli ci dà, ma quando le cogliamo riceviamo grande benedizione. E questa mattina io desidero che ci sia una bella opportunità per la mia vita e per la tua vita. Alleluia, perché anche se non lo vediamo, Gesù è qui, è in mezzo a noi. Qualcuno nella sua sofferenza può anche identificarsi in Bartimeo, alleluia, ma rimane la realtà della presenza del nostro Signore e Salvatore Gesù, che tutto può. Alleluia, gloria a Dio. Quest'uomo non poteva vedere, ma poteva sentire. Udì che stava passando Gesù il Nazareno. Inizia a gridare, chiamandolo, cercandolo. Come lo cerca? Gridandogli: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Sembra di capire che quest'uomo aveva già sentito parlare di Gesù. Come? Non lo so. So che le notizie giungevano. Grazie a Dio per la buona novella, per l'Evangelo che è giunto a noi. Ancora l'Evangelo viene diffuso. Grazie a Dio. Vogliamo sentirci diffusori del Vangelo. Non vogliamo rimandare solo agli altri, ma vogliamo noi sentirci con questo peso, parlare di Gesù, fare in modo che anche la nostra vicina, il nostro prossimo, possa sentir parlare di Gesù. Amen. Alleluia, gloria a Dio. Figlio di Davide, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Nessuno aveva pietà di quest'uomo. Ogni tanto qualcuno forse gli lasciava qualche monetina, ma nessuno che magari lo prendeva in braccio, lo guidava, lo accompagnava. Gloria al Signore. Persino quando gridava, qualcuno diceva: stai zitto. Ma quest'uomo non si arrende, continua a chiamare Gesù. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Chiamandolo figlio di Davide, riconosce chi è Gesù. Alleluia, perché dalla progenie di Davide doveva venire il Messia. Quindi riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, il Cristo, l'unto, la salvezza per tutta l'umanità e anche la sua personale salvezza. Gloria a Dio. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Molti lo sgridavano perché tacesse, ma quello gridava più forte. Che determinazione. A volte sembra che hai tutto contro. E a volte sei scoraggiato pure a continuare a pregare. E ti dico, non ti arrendere. Fosse anche l'ultima parola che sei in grado di dire, chiama sempre Gesù. Amen. Gesù, aiutami. Io lo so che tu puoi farlo, Signore. Gesù, aiutami. Gesù, salvami. Gesù, abbi pietà di me. Alleluia. Gesù lo sentiva. Pensa, tutta la folla che c'era, tutti che urlavano, ma Gesù sente il grido di quest'uomo. E ti dico questa mattina, vuoi che non senta il tuo grido? Tu pensi che non senta il tuo grido? Mentre in preghiera, con un cuore afflitto, ti rivolgi a Lui e gli dici: Signore, io ho bisogno di te. Magari non gridando, ma col cuore. A volte si può urlare anche col cuore, con un cuore straziato. È vero?
E vuoi che il Signore non sappia ascoltare il tuo grido? Io credo di sì. Io so che Gesù ascolta, vede, ascolta, parla, agisce. Amen. Gloria al Signore. Tanto che gli dice, chiamatelo, fatelo venire qui da me. Alleluia. Si sta preparando una grazia meravigliosa per quell'uomo. Tutto è iniziato dal suo grido, perché Gesù era lì. E ti dico, Gesù è qui, col cuore questa mattina, grida a Lui. Amen. E tutto sarà possibile anche per la tua vita. Amen. Alleluia. Lo chiamarono incoraggiandogli, dicendogli, coraggio, alzati. E Lui ti sta chiamando. Ha sentito il tuo grido. Io oso immaginare, credo di immaginare, non lo so, forse riesco, non riesco, la gioia che c'era in quest'uomo. Ha sentito me, mi ha sentito, ho attirato la sua attenzione. Gloria a Dio, che bello, quando ci rendiamo conto che Lui mi ha ascoltato. Alleluia. Getta via il mantello, aveva un mantello, forse si copriva, si nascondeva ancora più, già viveva nel buio e si nascondeva, ma a quella chiamata di Gesù getta via quel mantello. Non ha più bisogno di nascondersi, ma vuole andare ad onorare quella chiamata. Coraggio, alzati, ti sta chiamando, vai, ti portiamo da Lui. Gloria a Dio, vogliamo gettare via ogni mantello. Non abbiamo bisogno di nasconderci, vogliamo essere aperti davanti alla Sua presenza. Ed Egli opererà certamente. Amen. Amen. Gloria a Dio. Va da Gesù, balza in piedi, va da Gesù e Gesù gli volge una domanda. Mi ha fatto tanto pensare questa domanda. Che cosa vuoi che io ti faccia? E vuoi che ti dica Gesù? Un cieco, cosa posso volere? Ma la domanda di Gesù è precisa e racchiude un meraviglioso significato per me. Cosa vuoi che io ti faccia? Come dire, io posso fare ogni cosa. Amen. Amen. Non c'è nulla che io non possa fare. Cosa vuoi che io ti faccia? Dipende da te. Amen. Dipende da te, dipende da me. Quell'uomo gli disse, io voglio recuperare la vista. Fu determinato, fu preciso nella sua richiesta. Questo io voglio. Lo chiama Rabbuni, maestro. Io voglio recuperare la vista. Gloria a Dio. Alleluia. E Gesù gli dice, va, la tua fede ti ha salvato. Vedete, quella domanda sembra inopportuna, ma è stata invece opportuna. Cosa vuoi che io ti faccia? Io posso ogni cosa. Ci crediamo che Gesù può ogni cosa? Lui è l'Onnipotente. Cosa vuoi questa mattina che il Signore ti concede? Con fede vogliamo rispondere. Voglio che il mio bisogno, la mia malattia, la mia necessità possa essere guarita, risolta da te, ogni bisogno. Amen? Amen. E vogliamo chiederlo con fede, perché tutto dipende da noi, dalla fede. Va, la tua fede ti ha salvato. Badate che Gesù gli dice, non ti ha guarito la tua fede, ma ti ha salvato. Perché prima di tutto abbiamo bisogno della salvezza. E poi può avvenire anche la guarigione, io ci credo, gloria a Dio, perché Gesù è lo stesso, ieri, oggi ed in eterno. Amen? Quell'uomo fu salvato e fu guarito e lo seguì.
per la via. Che bello. Ha ricevuto dal Signore salvezza, guarigione, da quel momento lo segue. Gloria a Dio, vogliamo anche noi, una volta che abbiamo ricevuto la salvezza, continuare a servire il Signore, seguirlo per quella via che Egli ha già tracciato per noi. Amen. Amen. Gloria a Dio, alleluia. Beh, Gesù può ridare la vista, può ridare l'udito, può guarire l'udito, può guarire dal prurito. Alleluia, non c'è nulla che il Signore non possa fare. Può toccare i cuori, anche i più duri. Amen. Amen? Ma molto dipende dalla nostra determinazione quando chiediamo al Signore. E a volte devi pregare per tanto tempo, finché a volte nasce in te quella forza da osare e dire al Signore: io voglio il tuo oggi, me lo mi guarisci, come è successo alla sorella. Gli è nata una cosa spontanea, vero? Ma anche lei sa spiegare, ma io ho detto al Signore: io voglio che tu mi guarisca ora mia figlia. Gesù dice: i violenti rapiscono il regno dei cieli. Vi ricordate? Vogliamo osare, pretendere con fede, perché Lui può ogni cosa. È l'unico in grado di poter dire: cosa vuoi che io ti faccia? Il Signore può tutto. Amen. E questa mattina vogliamo metterlo alla prova. Che ne dite? C'è qualche bisogno particolare? Piccolo Gabriele, vogliamo pregare per il piccolo Gabriele? La sorella Susanna, il suo problema alla vista. Un altro bisogno? La sorella. Signore sa. Basta che sa lui, tutto è a posto. L'importante è che sappia. Il Signore, lui lo sa. Per la piccola Giulia. Per la piccola Giulia. A me. E piccolo Francesco. E il piccolo Marco. Gloria a Dio. Vogliamo pregare, Signore, gli uni per gli altri, questi bisogni. Presentiamolo al Signore. Cosa vuoi che io ti faccia? Non c'è nulla che io non possa fare, dice Gesù. Dipende dall'opportunità che tu sai cogliere. Da quanto è forte il tuo grido. C'era un fratello, mi ricordo, che quando pregavo urlava sempre, no? Nella mia chiesa di origine. E giustamente molti fedeli si lamentavano. Andavano dal pastore: fratello, urla. Un carissimo fratello, veramente, pieno d'amore. Però quando pregava, non so cosa gli succedeva, si lasciava andare, no? E il mio pastore con amore diceva: fratello, il Signore sente, tranquillo, che il Signore sente. Ti invito nell'amore del Signore a controllarti un po' e pregare un po' più. Il Signore sa, il Signore sente. Amen? Amen. E ascolta anche nel silenzio. C'era una donna che nel silenzio elevò a Dio una preghiera. Non poteva avere figli questa donna. E fu presa per ubriaca. Il sacerdote, vedendo che questa è ubriaca, vai a smaltire il tuo vino da un'altra parte, questo è il tempio del Signore. Sto pregando il mio Dio. Dio sa il mio travaglio e il mio peso. Scusa. E Dio operò. Ascoltò quella preghiera. Quella donna rimase incinta di un grande profeta, Samuele. Gloria a Dio. Ed ebbe il coraggio di dare al Signore quello che gli aveva promesso. Signore, se tu mi dai un figlio maschio, lo donerò a te. Gloria a Dio. Alleluia. Molto dipende dalla forza, non dalla capacità di pregare, perché nessuno sappiamo pregare, ma la forza, il grido, la necessità,
quella donna vedova che picchia dal giudice iniquo, perché solo lui poteva dargli giustizia. Amen. 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 Maria, è tardi. No, io no. Qua, mi deve aprire. Mi deve aprire. Sono tanti esempi nella Bibbia. Giacobbe. No, io non ti lascerò andare. Lasciami andare. No, io non ti lascerò andare finché tu non mi abbia benedetto. Ora. Va bene. Qual è il tuo nome? Giacobbe. Non ti chiamerai più Giacobbe. Da questo momento tu sei Israele. Amen. Alleluia. Vogliamo alzarci in piedi? Alleluia. Alleluia. Approfittiamo del momento, della circostanza, della parola. Alleluia. Soprattutto approfittiamo della generosità del Signore, della disponibilità del Signore e della sua presenza in mezzo a noi. Alleluia.